Non ha mai avuto problemi con nessuno, la famiglia di Fatos Cenai non sa immaginare chi possa avercela con il 58enne al punto di aspettarlo in aperta campagna e sparargli un colpo in testa. L'uomo ricoverato in terapia intensiva a Padova da domenica lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono stazionarie ma gravissime, non ci sono segni di ripresa. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio, verrà affidato un incarico ad un medico legale per condurre accertamenti sulle ferite alla testa e sulla traiettoria del colpo. L'attacco effettuata in ospedale al momento del ricovero di Fatos Cenai ha evidenziato due fori, uno d'ingresso e uno d'uscita. Il proiettile sarebbe entrato dietro l'orecchio e uscito dalla fronte, quindi dal basso verso l'alto, ma manca il bossolo e quindi l'arma non è ancora stata accertata. Non si sa se sia una pistola o un fucile da caccia. Anche il movente resta ancora sconosciuto. Non si esclude che il 58enne possa essere stato colpito accidentalmente da un proiettile vagante sparato da qualcuno che stava provando un'arma, ma i carabinieri stanno ricostruendo anche i legami passati di Fatos Cenai e non escludono l'agguato per vendetta e a causa di vecchi rancori, magari legati alla vecchia professione dell'uomo. Fino a pochi anni fa era una guardia carceraria in Albania, poi 2 anni e mezzo fa aveva raggiunto la moglie a Fontaniva che lavora come badante. Nessuno screzio e un nuovo lavoro che gli piaceva molto nel maneggio vicino a casa.